il mio migliore amico. Lui abita in campagna. Insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva. PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore.